ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli, apertura dedicata ai dati della pandemia con i contagi di nuovo sopra quota 1089, la maggior parte di over 50, scende il numero dei decessi a 4. Vediamo nel dettaglio, su 4.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,39%. Sono 7.569 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 710 casi, il 9,38%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399. Si registrano i decessi di 2 donne, una di 97 anni di Trieste e una di 94 anni di San Giorgio di Nogaro, e 2 uomini, uno di 81 anni di Sedegliano e di 71 anni di Trieste. Passiamo alla preoccupazione degli ucraini in regione sull'invasione russa nel loro paese, che è sempre più alta. In Friuli Venezia Giulia risiedono oltre 5.500 cittadini provenienti dall'ex Repubblica dell'Unione Sovietica. Gli ucraini che abitano in Friuli Venezia Giulia osservano con preoccupazione quel che accade sul confine orientale del loro paese. Sono circa 5.612 e costituiscono la quarta comunità straniera più numerosa in regione. Tra questi Victoria Schiba, arrivata a Udine 20 anni fa come badante e oggi mediatrice culturale, è la presidente dell'Associazione Ucraina Friuli, che costituisce il punto di riferimento regionale per la comunità straniera. Noi in questi 8 lunghi anni di guerra, che è sempre in corso in Ucraina, sempre stiamo mandando aiuti umanitari anche alle famiglie che hanno perso i suoi figli in guerra, ai ospedali militari, ai nostri ragazzi che combattono al fronte, li mandiamo viveri di conforto, il caffè, giusto come un gesto di solidarietà. La cronaca con uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio di oggi attorno alle 16:30 lungo la strada regionale 463 a San Daniele, a seguito dell'impatto molto forte. Il conducente delle 2 ruote è rovinato sull'asfalto. La centrale SORES di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza ed elisoccorso. Il ferito è stato trasportato a Udine in condizioni serie. Sul posto anche vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele. Colpo nella serata di ieri in una tabaccheria di Udine, un uomo che indossava una mascherina si sarebbe avvicinato al bancone con un taglierino, avrebbe intimato il titolare di consegnargli l'incasso della giornata. Rapina nella serata di ieri, sabato 12 febbraio, in un'edicola tabaccheria della zona nord di Udine, colpita la rivendita di via Montegrappa nei pressi dell'incrocio semaforico con via Gorizia. Stando alla prima ricostruzione, un uomo che indossava una mascherina si sarebbe avvicinato al bancone e, mostrando un oggetto affilato, avrebbe intimato al titolare di consegnargli l'incasso della giornata. Il titolare non ha opposto resistenza, ha aperto il cassetto e dato quello che aveva, circa 400 euro. Il ladro è quindi fuggito, riuscendo a far perdere le sue tracce. Intervenuti sul posto per tutti gli accertamenti del caso i carabinieri del Nord di Udine, che ora stanno svolgendo le indagini. Altri incidenti stradali: poco dopo la mezzanotte un'automobile che per cause da accertare è andata a sbattere contro il ponte ferroviario del raccordo autostradale RA13 km 3 in direzione Venezia. L'occupante del mezzo è stato preso in carico dal personale sanitario per un sospetto trauma addominale. I vigili del fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti anche per la segnalazione di un principio di incendio della Citroen C3, che hanno messo in sicurezza il mezzo e il luogo. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi di competenza. Un altro incidente si è verificato però all'alba di oggi alla Tisana in via Beorchia. Una macchina è uscita di strada definita nel vicino Fossato. L'impatto è stato forte, il conducente dell'auto ha riportato traumi e ferite, è stato trasportato in volo all'elisoccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni critiche. Un altro incidente stradale verso le 13 di oggi nella strada costiera, all'intersezione con la strada che porta in località Aurisina Santa Croce. 2 i veicoli coinvolti, 2 donne, di cui una in gravidanza, sono state trasportate all'ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118, intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area.
Hotel chiusi nel weekend nel Friuli occidentale e albergatori costretti a indebitarsi. Gli effetti della pandemia si fanno ancora sentire e un intero settore è allo stremo. La situazione è molto dura ancora purtroppo, causa la situazione pandemica, causa le regole che ancora non sono fisse, continuano a variare ogni settimana. Strutture alberghiere costrette a chiudere nei fine settimana. Gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si stanno ripercuotendo ancora nelle strutture ricettive del Friuli occidentale. Il fine settimana ci sono più di qualche struttura che chiude causa mancanza di turisti. Durante la settimana siamo sotto il 50%. Il fine settimana viaggiamo a scartamento davvero ridotto. Gli albergatori sono allo stremo, più di qualcuno per poter continuare a lavorare è costretto ad indebitarsi. Qualcuno aveva, chiamiamo il salvadanaio, qualcuno dovrà fare debiti in banca. Anche con la stessa rata IMU che ce la dovevano rinviare a fine dicembre, invece ce l'hanno fatta pagare. Qualcuno non ce l'ha fatta e ha dovuto ricorrere all'indebitamento bancario. Grande partecipazione questa mattina alla commemorazione per il 77° anniversario dell'eccidio alle Malghe di Porzus. Far memoria di quanto avvenuto a Porzus nello spirito di Don Emilio De Roia, di cui ricorrono i 30 anni dalla morte. Guardare avanti per costruire sempre, senza lasciarsi determinare dagli errori, dai limiti e dalle colpe del passato. E questo è l'obiettivo della commemorazione per il 77° anniversario dell'eccidio delle Malghe di Porzus, organizzata dall'Associazione Partigiani Osoppo. Fu un atto eroico, e questo va riconosciuto e ricordato sempre, ma fu un atto di alto valore civile, di alto valore spirituale a mio avviso. Ci indicano una strada precisa, ci indicano che se vogliamo, progredire, se vogliamo aiutare l'Italia a uscire anche dalle difficoltà che stia attraversando, dobbiamo necessariamente richiamarci ai valori del patriottismo. Il sacrificio delle persone che hanno reso libera l'Italia e ci hanno fatto conquistare questa democrazia è un sacrificio che va rispettato e ricordato, perché la verità della storia è un passaggio ineludibile per costruire un futuro, in particolare in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, uscendo dalla pandemia e con le preoccupazioni dei venti di guerra che non sono molto lontani dal nostro paese. Questi martiri ci interrogano perché il martirio non è solo passato, è anche futuro. Ci interrogano su quei valori che hanno difeso, per i quali hanno sacrificato la vita, valori di libertà e di giustizia, valori che hanno combattuto ideologie, sia quella fascista che quella comunista, e che oggi rilanciano ai giovani un messaggio di speranza. Ma siamo qui anche a ricordare il sacrificio di quelle persone per un'Italia libera, democratica e che in qualche maniera ogni giorno noi siamo chiamati a rinnovare. Ci ha lasciato nelle prime ore di questa mattina l'ingegner Antonino Agosto, per oltre 30 anni, presidente del Policlinico Città di Udine, dal 2021 presidente onorario. In seguito all'aggravamento delle sue condizioni di salute, Agosto è mancato proprio nella struttura ospedaliera che ha contribuito a far crescere e diventare punto di riferimento per la salute sul territorio. Novità per la raccolta differenziata dei rifiuti a Pordenone, arriva la tariffa corrispettiva e i cittadini pagheranno in base a quanto conferiranno. La raccolta differenziata dei rifiuti cambia. A Pordenone, a partire dal prossimo anno, sono attese numerose novità che, stante alle previsioni, dovrebbero garantire non soltanto un miglioramento della differenziazione del rifiuto, ma anche un risparmio a favore dei cittadini virtuosi. Un'autentica rivoluzione per consentire a Pordenone di essere ancora più bella. Questo significherà migliorare la qualità del rifiuto conferito e quindi poter guadagnare di più quando lo portiamo nei centri di raccolta, senza quindi pesare sulle tasche dei cittadini. Secondo, contemperare quella che è l'esigenza di una raccolta più accurata senza però pesare sui pordenonesi, quindi laddove sarà possibile ci saranno i bidoncini oppure i cassonetti condominiali. Terzo aspetto fondamentale, l'introduzione della tariffa corrispettiva a partire dal 1° gennaio 2023. Quindi non si pagherà più il secco sulla base di quante persone vivono in un appartamento e metri quadrati, ma solo ed esclusivamente su quanto effettivamente conferito. L'introduzione della tariffa corrispettiva indurrà i pordenonesi ad attuare un comportamento virtuoso.
Intanto differenziare bene, conoscere come si differenzia, ma soprattutto riempire di significato parole come sostenibilità e green. Già iniziare a scegliere prodotti che abbiano imballaggi ridotti, che abbiano imballaggi veramente riciclabili. Via libera all'utilizzo degli aspiranti docenti per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, figure che si andrà ad affiancare a quella dell'insegnante già esistente e operativa. A dare l'ok a questa modifica del regolamento recante le disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana è stata la Giunta regionale, approvando su proposta dell'assessore all'istruzione Alessia Rosolen una specifica delibera. A loro si farà ricorso, ha spiegato l'assessore regionale, in caso di comprovata impossibilità a soddisfare il fabbisogno di docenti attraverso gli iscritti nell'elenco regionale, al fine di garantire prioritariamente l'insegnamento della lingua friulana agli alunni le cui famiglie hanno manifestato la volontà di avvalersi di queste ore di lezione. Al via Io ci vado, la campagna di raccolta fondi per dare soluzione a uno dei problemi maggiormente riscontrati dalle persone con esigenze specifiche delle loro famiglie quando viaggiano, la mancanza di informazioni oggettive e specifiche circa il tema dell'accessibilità in luoghi e strutture. Questa campagna nasce per dare risposta all'esigenza di tantissime persone, tante persone che hanno delle disabilità, alle loro famiglie e che ad oggi non riescono a trovare un hotel dove andare in vacanza, una struttura ricettiva. Per quale motivo? Non perché non esistono, semplicemente perché non esistono disponibili sul web informazioni precise sull'accessibilità di queste strutture. Quello che vogliamo fare noi, assieme a tutte le associazioni, sia a livello locale, ma tante anche da altre regioni d'Italia che hanno scelto di supportare la campagna Io ci vado, è quello di rendere possibile questa disponibilità di informazioni. Vogliamo mappare dalle 1300 alle 1500 strutture in Italia, partendo qua dal Friuli, poi andando a Milano, nella Riviera Romagnola e così via. È importante poterlo fare, è un obiettivo ambizioso ma facilmente raggiungibile. Con una piccola donazione di tante persone si possono raggiungere veramente degli obiettivi molto importanti e credo anche che sia una responsabilità sociale delle aziende anche a sottoscrivere questa campagna di donazioni. Noi siamo in chiusura, ma per tutte le notizie sportive appuntamento subito dopo la pubblicità con Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata.